Allora, uno dei film che hanno colpito di più critica e anche pubblico di questa mostra del Cinema di Venezia è Vermiglio di Mauro Del Pero, e qui abbiamo Martina Scrinzi. Che emozione è stata innanzitutto? Ma dici, Cioè, innanzitutto diciamo che siamo due trentini, quindi esatto, potremmo farla sì, in non me dialetto l'aspettavo. e via. In dialetto trentin. Sta bella. No, è stato molto bello, è stata un'emozione grandissima arrivare qui a Venezia. E tantissima adrenalina, tantissimo stress, tantissima emozione, tanto di tutto, sia positivo che negativo. Senti, com'è Maura Del Pero sul set? Maura Del Pero, diciamo Bolzanina, che tra l'altro. Bolzanina, esatto, con di padre vermigliano, Esatto, perché lei quindi è anche tutto Trentino, ispirato, Alto sì. Adige, entrambe le province. No, com'è Maura fuori dal set, anche si potrebbe dire, perché comunque con Maura abbiamo fatto delle prove generali. Ah, Cosa molto non Quasi non come solita. teatro. Esatto, tante prove, tante video call, e poi tutto molto seguito anche sul set. bello. Sì, quindi diciamo una regista diversa dal solito. Tra l'altro abbiamo avuto qui Alessia Barella per parlare Ah. dell'acting coach che ha fatto... Per i bambini? Esatto, Certo, esatto. sì. Senti, per chiudere, che emozione è però, questo è un punto di partenza per Certo, te? sì, assolutamente. Da Trento che dici? Che Ai contenti? dice? Insomma, che i trentini che son poi... famosa? Che sono famosa. No, vabbè, per i trentini, anche per mia mamma, per mio papà, sono già all'apice, però io in realtà mi guardo e dico, ma no, vabbè. Che n'è da fare? Che n'è da fare, che n'è strada toi. E quindi no, cioè proprio è solo il punto di partenza, secondo me, almeno. Vabbè, dai, noi intanto ti seguiamo. Tu vai che ti Grazie, seguiamo. grazie. Ne vediamo a Trento. Ne vedremo. Martina Scrinzi. Grazie Ciao, Martina. grazie mille.